Amici del grande futsal, buonasera dal Palasele di Eboli. È la 15ª giornata del campionato di Serie A, l'ultima del girone di andata. Di fronte Feldi Eboli ed L84. Fischietto in bocca per l'arbitro, inizia adesso Feldi Eboli, L84. Rescia, Tuli, Cuzzolino, ottimo il tocco per Rescia che porta in vantaggio l'L84 e segue in maniera perfetta lo schema da calcio d'angolo, la formazione di Paniccia, che dopo 1 minuto e 31 secondi di gioco si porta in vantaggio al Palasele. Prova ad andare via Cuzzolino, arriva Tuli, ancora Calderolli per Venanzio, dentro per Barra, il tocco per Liberti, l'intervento di Tondi, ancora Tondi che rilancia subito verso Osico, la sterzata del numero 10, il tocco per il solito Rescia che calcia di punta, in spaccata la mette in angolo Montefalcone. Liberti, il tiro di Calderolli, poi Venanzio, ancora Tondi, poi Liberti di testa per Calderolli in girata sul fondo. Selusio, Ezzi, va via Sichera, Ezzi, il tocco per Caponigro, grande parata di Tondi su Caponigro. Può puntare Cuzzolino, Lemos, tunnel su Osico senza fallo e attenzione al tiro che finisce sulla traversa da parte di Coco. Attenzione al contropiede dell'L84 con Liberti che non riesce ad intervenire, e Cuzzolino contro Montefalcone. Cuzzolino salva Montefalcone. Cuzzolino verso Maxi Rescia, Barra tocca malissimo, pallone intercettato e 3 contro 2 dall'altro lato. Maxi Rescia per Cuzzolino, fuori. Lemos in anticipo, Caponigro col destro, secco sul fondo. Venanzio in avanti per Barra, la pareggia la Feldi Eboli a 6 secondi dall'intervallo con Federico Barra, 1-1. Si chiude così la prima frazione di gioco al Palasele. Feldi Eboli 1, L84 1 a Maxi Rescia. Ha risposto Federico Barra. Attaccherà da sinistra verso destra, si riparte adesso. Ancora a cercare Caponigro in avanti, ottimo il controllo di Caponigro. Arriva al rimorchio Selusio, palla al centro, Ezzi addosso a Tondi, allontana poi Sichera. Venanzio in avanti per Barra che si gira sul Raguso, Barra calcia al lato, eccolo Sichera che calcia e Montefalcone ci mette la mano, spinge Sichera e calcia con il mancino sul secondo palo dove colpisce male Cuzzolino. Venanzio in avanti per Caruso, su di lui Rescia, Caruso, il tocco per Ezzi, fa la barba al palo il destro di Ezzi. Montefalcone riesce a far ripartire Barra nell'1 contro 1 con Cuzzolino, aspetta Barra, poi punta, prova il destro, Barra, vola Fabio Tondi per evitare il gol del 2-1. Non c'è più tempo, finisce così Feldi Eboli 1, L84 1.